siamo alle fasi finali, comunque per il giorno 12 quando inizierà la scuola il cantiere sarà sparito. Stiamo facendo le ultime finiture e quindi abbiamo messo finalmente la parola fine a questo cantiere. 860.000 euro di lavori non sono pochi, come li avete spesi? Eravamo partiti con un progetto di miglioramento sismico, miglioramento che vuol dire che dovevamo cercare di avvicinarci a quello che era la normativa. È diventato un vero e proprio adeguamento perché la scuola risponde a tutti i requisiti e tutte le normative. Oltre al miglioramento sismico abbiamo fatto anche un efficientamento energetico di tutta la scuola, che vuol dire che su tutto lo stabile è stato cambiato tutti i serramenti, sono state rimosse tutte le tapparelle, è stato fatto un cappotto intorno a tutta la scuola e è stato fatto un tappetino di isolante in copertura, quindi un lavoro importante. I ragazzi che entreranno cosa troveranno soprattutto di cambiato visivamente per loro? I ragazzi che entreranno il prossimo anno, quelli più grandi perché i più piccoli che non avevano visto la scuola di prima, troveranno una scuola totalmente nuova perché la possiamo definire la nuova scuola Mazzini, essendo che è stata svuotata totalmente e ricostruita. Quindi uno stabile nuovo a tutti gli effetti. Questo tra l'altro è un posto meraviglioso, da qui se non ci fosse il municipio si godrebbe una vista sul lago bellissima. Sì, l'ex municipio, perché attualmente siamo a Lago, è uno stabile in abbandono e era uno degli obiettivi del nostro mandato, però i problemi di cassa non ci hanno permesso di fare grandi progetti su questo stabile, vedremo in futuro.